sono state presentate a Roma all'Istituto Centrale per il Restauro 600 opere d'arte rimpatriate dagli Stati Uniti d'America dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale dal valore economico stimato in circa 60 milioni di euro. Si tratta per la maggior parte di opere di antiquariato, beni archivistici, numismatici e soprattutto archeologici del periodo che va dal IX secolo a.C. al secondo d.C., oggetto di scavi clandestini nel centro-sud d'Italia e furti a danno di chiese, musei e privati. I beni sono stati riportati in Italia grazie alle numerose indagini condotte dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale con diverse procure della Repubblica nazionali, coadiuvate dal New York District Attorney's Office e dall'Homeland Security Investigation statunitense. Alla presentazione sono intervenuti tra gli altri il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi ed il comandante dei Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, il generale Francesco Gargaro. Come riportare a casa un pezzo della propria storia, un frammento della propria storia, ed è bello, molto bello. E adesso stiamo valutando dove collocarle e troveremo ovviamente i luoghi migliori perché possano essere visti dal pubblico, anche perché questo rientro delle opere diventa anche un momento, ne siete voi la dimostrazione, di grande visibilità e quindi è anche un modo per far sempre più parlare della nostra arte, della nostra cultura e quindi le sistemeremo nel modo migliore. Sono opere dal valore inestimabile e direi che ha un valore anche inestimabile questo loro ritorno perché dà un significato importante anche sotto il profilo della legalità ed è un segnale anche a chi svolge questa attività di trafugamento e quindi anche un segnale di forza del sistema cultura italiano grazie alla collaborazione con gli Stati Uniti d'America. E grazie all'attività di collaborazione, di cooperazione internazionale con la Procura distrettuale di New York e l'Homeland Security Investigation, oltre all'autorità giudiziaria italiana, siamo riusciti a riportarle in Italia. Si tratta di circa 600 opere recuperate lo scorso anno negli Stati Uniti per un valore complessivo di 60 milioni di euro. Noi abbiamo un sistema unico al mondo, che è un software di ricerca che monitorizza il web, il deep web e i social media 24 ore su 24 per cercare opere d'arte tra le immagini che riesce a captare in questi siti e poi effettua il match, il collegamento con la banca dati dei beni trafugati, il cui numero corrisponde a circa 1.300.000 opere. Per le attività di indagine il TPC si avvale di un importante strumento tecnologico, la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, che costituisce il più grande archivio al mondo di beni d'arte rubati, con informazioni su oltre 7 milioni di oggetti censiti, di cui 1.315.000 da recuperare. Attualmente è attivo un innovativo strumento che sfrutta l'intelligenza artificiale denominato Stolen Works of Art Detection System, che elabora la ricerca nel web e social networks senza soluzioni di continuità di opere d'arte trafugate. Secondo l'ultimo rapporto sull'attività svolta nel 2023, diffuso nei giorni scorsi dal TPC, sono stati recuperati 105.474 beni d'arte dal valore stimato in oltre 264 milioni di euro.